che è stata un'annata che è partita con grandi criticità, perché comunque, allora, diciamo che ci sono stati problemi di raccolta della soia già in autunno, per cui chi è riuscito a raccoglierlo per tempo e a fare una minima preparazione e lavorazione dei terreni, poi nella semina del grano è stato leggermente avvantaggiato, posto che poi alla fine comunque ci sono stati comunque problemi di abbondanti precipitazioni, per cui insomma, le semine sono partite con grande difficoltà un po' dappertutto. E poi l'inverno diciamo anche è proseguito in quel senso, nella maggior parte dei casi i grani sono usciti dall'inverno abbastanza in difficoltà. Poi chi in qualche modo è riuscito a intervenire con le concimazioni e i trattamenti in modo tempestivo e puntuale, effettivamente insomma, c'è stato decisamente un miglioramento. Dopo, come al solito, è difficile fare una previsione generica per il territorio, perché alcuni vengono colpiti di più o di meno, ci sono state zone che sono state già colpite da grandinate abbondanti, altre zone che sono state addirittura allagate, per cui sicuramente quei terreni e quei raccolti sono in parte compromessi. Dove invece si è riusciti in qualche modo a intervenire per tempo e comunque il clima non è così, non è stato così, è stato un pochino più clemente, diciamo così, probabilmente l'annata potrà essere buona. Non so se sarà un anno da ricordare come l'annata migliore del frumento, quello staremo a vedere, insomma, è ancora un po' presto per fare previsioni. Basterebbe anche che fosse un'annata normale, no? Sì, esatto. Grazie Chiaro. E Arnaldo Bovolenda, produttore sementi Colesani. Allora, partiamo dal titolo dell'incontro di oggi, no? Io so che tu hai, come dire, la passione e il pallino delle filiere, dell'aggregazione, no? Per il grano tenero, cosa ci dici? La passione che ho io è un discorso interessante, in quanto io opero con Barilla, io seguo la filiera Carta del Molino Barilla, e quindi ecco la passione che lui dice che io ho, ma ce l'ho in particolar modo, perché non dico che sono obbligato, ma quasi, nel senso che in questi ultimi anni la Carta del Molino Barilla ha dato dei risultati decisamente interessanti, anche se qualcuno Barreto non ci crede, però, che mi sta guardando, però io invece posso asserire che essere in filiera in momenti, in annate di questo genere, è decisamente importante, soprattutto per l'azienda agricola. Azienda agricola che in questo momento, a mio avviso, sta soffrendo molto. Se facciamo 2 o 3 analisi, guardavo delle indagini storiche, nel 1901 su 10 persone 6 lavoravano nel mondo agricolo. Chi mi sa dire quante ne lavorano oggi su 100 persone? 5. 5 persone su 100 persone lavorano nel settore agricoltura. Questo perché, a mio avviso? Perché effettivamente è successo un terremoto, è successo, oserei dire, un disastro, nel vero senso della parola, nel mondo agricolo, ma fondamentalmente è venuto a mancare il reddito nel nostro settore, che è anche il titolo, una parte del titolo del nostro argomento. È venuto a mancare il reddito, ma in questo modo i giovani se ne vanno, i giovani se ne stanno andando, non abbiamo ricambi generazionali, i piccoli paesini rurali si stanno spopolando, questo è un grosso problema, grossissimo, e quindi chi ha la capacità e la possibilità di fare delle scelte strategiche, è il momento di farlo, bisogna farlo assolutamente, perché l'azienda agricola si sta letteralmente sciogliendo. Oggi, basti pensare che oggi parleremo in particolar modo di grano, no? Anche nel nostro titolo, il grano è la derrata alimentare più seminata al mondo. Una derrata importantissima anche per il nostro reale, per la pianura padana. Noi riusciamo a fare, anche oltre che la visita che abbiamo fatto
questa mattina nell'azienda agricola Guidi, un'azienda importante qui nel Ferrarese, ma tutte le aziende che abbiamo fatto ieri, le visite che abbiamo fatto ieri, abbiamo visto dei campi di grano perfetti, altamente produttivi. Anche quelli della mia amica Dossi ha dei grani magnifici. L'azienda agricola Salvagnin anche. Abbiamo visto oltre centinaia di ettari ieri che non sapevamo a chi dare la medaglia d'oro, la daremo a qualcuno sicuramente, c'è qualche varietà. Ecco, quindi chi ha la possibilità, questo è un appello anche, visto che questi incontri qua hanno anche questa funzione, chi ha la possibilità, che ne so io, a livello istituzionale, abbiamo il senatore che purtroppo se ne è dovuto andare stamattina, abbiamo avuto ieri sera assieme all'amico Paolo Dubini che ci ha onorato della sua visita oggi, mi fa molto piacere. E il senatore potrebbe, che fa parte della commissione, ieri sera abbiamo discusso, bisogna fare qualcosa, dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Un appello vale anche all'amico, agli amici delle varie associazioni, anche lì il sindacato, perché i giovani se ne stanno andando dal mondo agricolo, questo è un grossissimo problema. Dopodiché mi riservo, se sei d'accordo, di reintervenire prossimamente. Okay? Certo, magari dopo parliamo anche un po' di varietà e di frumento. Allora, continuando, varietà, io sono sempre avanti. Anche dopo dico. Secondo giro. No, perché facciamo un primo giro, poi dopo torniamo sul discorso. Grazie, molto gentile. Bene, passiamo a Franco Franceschetti e di Mann, però ti devo sbloccare il computer, Franco, scusami. No, lo stesso. Parliamo a voce, Vabbè, se no, visto che parliamo tutti a voce, va bene. Allora, mi sento una voce potente. No, non serve. Secondo me non serve. Parliamo di nutrizione, nello specifico di nutrizione liquida, che è la nostra specialità, certo. Diciamo, no? E quali sono i vantaggi principali a livello economico, quali sono stati eventualmente anche proprio in questa andata, e se ci puoi dire qualcosa anche sull'impiego di microalimenti, che comunque sono un argomento, no, di grande interesse, soprattutto se si vuole mirare alla qualità oltre che alla resa. Prego. Beh, noi quest'anno abbiamo messo a punto, voi sapete che Arnaldo Volenta è proprietario, tra tante cose che è proprietario, anche di un'azienda agricola, e Eddie Effman usa, insieme con Arnaldo, usiamo l'azienda per testare e sviluppare dei prodotti sempre innovativi. I due prodotti principali che utilizziamo su grano come macronutrienti sono sempre il fosforo e l'azoto. Mi riservo l'azoto, in particolare l'azoto liquido, nel momento in cui è liquido ha un 30% almeno di non perdite per volatilizzazione, e quindi è un grosso vantaggio. Abbiamo quest'anno inserito un prodotto molto interessante che, oltre ad avere il 10% in zolfo, che è sempre un elemento necessario per una produzione di qualità e di quantità su grano, abbiamo inserito anche l'inibitore per aumentare l'NPPT, per aumentare ulteriormente l'efficacia del prodotto. Ci abbiamo, tra virgolette, indovinato, perché al contrario dell'anno scorso, quest'anno c'è stata un'annata molto piovosa e quindi con i rischi di dilagamento molto maggiori. Il fatto di avere un inibitore ci ha permesso di intervenire, prima cosa, seconda cosa, la possibilità di aumentare leggermente la dose in modo da arrivare a una copertura con l'azoto almeno di 90 giorni per raggiungere risultati che devono essere almeno, secondo me, se non riescono, l'agricoltore non riesce a fare 10 tonnellate per ettaro, non fa fatica a far reddito. Cioè questa è purtroppo la realtà. Devo dire che i grani che abbiamo visto oggi e ieri sicuramente raggiungono questo livello, quindi significa che si può raggiungere. Abbiamo messo a punto per il prossimo anno, e vengo alla seconda parte della tua domanda, un fosforo
che viene abbinato con zinco e rame. Il fosforo è da polifosfato e quindi è un prodotto totalmente solubile in acqua. Questo è il vantaggio del fosforo, deve essere solubile in acqua, se no non viene assorbito. Le fosforiti sono solubili in acido citrico, a pH 2, nessun terreno è a pH 2. Il fosforo ha un problema, che viene assorbito dalla pianta solo a 1 millimetro, l'azoto a 20 centimetri viene assorbito. Quindi è necessario che arriviamo più vicino al pelo radicale possibile. Oltre a questo abbiamo aggiunto 2 microelementi che sono, secondo noi, e parlo noi, metto dentro anche Arnaldo ovviamente, lo zinco, perché lo zinco è un precursore delle auxine e quindi mi permette uno sviluppo dell'apparato radicale più importante alla luce delle problematiche che abbiamo avuto anche quest'anno e che sempre di più avremo. E poi abbiamo inserito il rame, che è un microelemento specifico per il grano, perché il rame è spesso sottovalutato, ma ha la stessa funzione che ha il boro sulla frutticoltura, cioè rende più fertile la spiga. Però deve essere distribuito prima che la spiga si differenzi, quindi va fatto presto, insieme con quindi zinco e fosforo. Penso di essere stato all'interno dei minuti concessi no, anche perché anche gli altri è giusto che, se ci sono domande poi siamo tutti qua, per carità. Grazie Franco. Ecco, cambiamo un po' l'argomento, in realtà stiamo sempre sull'ambito tecnico, chiaramente parliamo di difesa nello specifico delle malattie fungine con Andrea Angeli di Corteva. Ecco, perché sicuramente quest'annata, questa primavera molto stabile dal punto di vista meteorologico, come dire, ha messo alla prova, no, i vari formulati per la difesa dalle malattie fungine, che tra l'altro quella della difesa, la bandiera, si conferma essere una strategia ormai, come dire, non consigliata, ma indispensabile per riuscire ad arrivare a fine raccolto, diciamo, con una certa quantità. Dimmi pure cosa ne pensi tu. Sì, no, grazie mille, anzi grazie a tutti per l'invito e per la partecipazione. Secondo me lo scenario di difesa diventa ormai un prerequisito fondamentale per molti motivi. Arnaldo aveva fatto il parallelismo interessante, no? 100 anni fa cosa succedeva in agricoltura. Se ci pensiamo non è cambiato solo quello in 100 anni, no? Nessuno di noi volerebbe su un aereo di 100 anni fa, così l'agricoltura di 100 anni fa ha un potenziale produttivo ben diverso e soprattutto giochiamo in uno scacchiere completamente diverso. Quindi se vogliamo arrivare a fare appunto quelle determinate filiere o avere quelle determinate produzioni, no? Che ci smarcano anche, no? Dalle incertezze del mercato, comunque rimangono, dobbiamo per forza di cose far sì che il grano arrivi a fine ciclo produttivo sfruttando tutto il potenziale genetico che è soprattutto dato appunto dalla salubrità dell'apparato fogliare. In questo contesto diventa effettivamente come, no, una squadra di Formula 1, parliamo di nutrizione, parliamo di varietà, ogni singolo aspetto massimizza quello che è poi la capacità finale di fare reddito. E se lo guardiamo sulle malattie fungine, effettivamente, come si diceva, nel corso di questi anni si è visto che anche le malattie strettamente legate all'apparato fogliare non perdonano, specialmente nelle varietà che poi puntano a fare alti tenori di proteine, comunque alte rese a livello produttivo. Quest'anno, direi anche rispetto all'anno scorso, si è visto proprio un anticipo della virulenza di certe malattie. Siamo andati a visitare oggi dei grani, sono stati trattati 2 volte sulle malattie fogliari, ma non per un vezzo, no, tecnico, perché effettivamente si vedeva una malattia che stava progredendo molto velocemente sulle foglie basali, e avere le foglie basali malate quasi sicuramente vuol dire anche le foglie apicali malate, che poi sono il nostro pannello fotovoltaico per avere le produzioni che vogliamo. Venendo al contesto, chiaramente in Corteva si lavora molto cercando di sviluppare le soluzioni tagliate sul territorio, vale per il riservo, vale per i fungicidi, di cui magari andiamo un po' più nello specifico. Noi ormai da alcuni anni abbiamo lanciato una soluzione nuova, insomma è un nuovo meccanismo d'azione che si chiama Inatrack Active, e da quel punto di vista, chiaramente potendo offrire una nuova famiglia chimica al panorama, no, italiano,
vuol dire dare uno strumento in più per far sì che tutte anche le altre soluzioni già presenti sul mercato rimangano efficaci e efficienti per quello che è il loro scopo, per appunto mantenere un apparato fogliare il più possibile sano. Si parlava anche di tempismo, sicuramente avere a disposizione una soluzione fungicida che abbia sia una capacità curativa sia una lunga persistenza d'azione, chiaramente in certi contesti diventa fondamentale. Quest'anno probabilmente il periodo più critico è stata la prima decina di aprile, dove chi è riuscito a intervenire prima ha effettivamente messo il grano in buona condizione di salute. Chi non è riuscito a intervenire ha dovuto un po' rincorrere la malattia. Ecco, lì in quel caso avere soluzioni con una certa capacità retrattiva ci consentono anche qui, guardando gli appezzamenti che abbiamo appunto in queste zone, di riuscire a pianificare meglio gli interventi. Quindi tutta una serie di elementi che portano poi a chiudere la catena, no, della qualità. Con Arnaldo, comunque con i produttori sementi polesani, ormai è un paio d'anni che stiamo impostando queste linee di difesa appunto basate sulla persistenza d'azione delle soluzioni a base di INAT, in questo caso è appunto questa D, e direi che i risultati sono quelli che si descrivevano i miei colleghi in campo. Poi parlo da soli. Grazie mille. Bene, grazie mille. E restiamo sul tema dell'andamento, diciamo degli effetti del clima, no? Più che del cambiamento climatico, comunque insomma dell'instabilità climatica che caratterizza, che sta caratterizzando queste ultime campagne, il grano come anche le altre culture. Ne parliamo con Giovanni Livello di Diachem, perché ovviamente il clima che cambia, o perlomeno gli effetti del clima si fanno sentire anche in termini di stress abiotici, come ad esempio da una parte la necessità, però anche gli eccessi idrici creano degli stress abiotici importanti, così come anche i danni da freddo che citava prima Chiarossi, no? E ecco, questa annata avete visto queste problematiche, nello specifico avete delle soluzioni per affrontarle o per mitigare? Grazie Lorenzo, beh sì, diciamo, sono stato un po' anticipato da Chiara prima, dal collega di Corteva dopo, e poi basta che guardiamo un attimino fuori la finestra, la situazione non è proprio ottimale, no? E sono dei periodi abbastanza critici, si continua ad alternare giornate soleggiate, ma soprattutto con giornate di molta pioggia, e questa molta pioggia comincia a essere un problema. Oltre alla siccità, appunto, anche l'eccesso di pioggia può dare problematiche sia in termini di salubrità, quindi di sanità della pianta, ma soprattutto poi anche di stress, che quindi comporta una riduzione della produzione e della qualità, in questo caso del frumento, ma anche delle altre culture. In questo contesto Diachem, diciamo, ha sempre associato la difesa alla nutrizione, quindi diciamo un tempo parlavamo di due facce della stessa medaglia, quindi appunto per cercare questo connubio tra agrofarmaci e agronutrienti. Nello specifico con Arnaldo abbiamo sempre da anni applicato Pentac 5-ALA, quindi un fertilizzante a base NPK, con ALA, che è un amminoacido intermedio, acido 5-aminoleulinico, un precursore della fotosintesi clorofiliana, quindi legandosi poi al tetrapirrolo permette un maggior sviluppo appunto di fotosintesi all'interno della pianta, andando però a ridurre quello che è la respirazione durante la notte. Quindi questo non accelera e quindi non abbiamo un depauperamento della pianta durante il decorso notturno. A questo formulato si aggiunge un nuovissimo prodotto nutrizionale che si chiama Stimuter, in questo caso deriva da una tecnologia olandese che Diachem ha acquisito nel 2017, e presto questo formulato arriverà come biostimolante CE, quindi con tutti i claim del caso, e spicca su questa formulazione la Chlorella vulgaris, che è una microalga, che si differenzia dalle classiche alghe perché le alghe generalmente vengono ricavate dal mare o dall'oceano. In questo caso Chlorella vulgaris viene creata in fabbrica, quindi in uno stabilimento, e quindi le caratteristiche di questa microrella sono standardizzate, sono sempre uguali, cosa che invece non può avvenire fisicamente, diciamo, con le altre alghe, perché derivando da oceani e mari sono soggetti a quelli che sono appunto i cambiamenti climatici, quindi presentano caratteristiche diverse. Questi formulati ovviamente applicati insieme con gli altri mezzi tecnici, quindi insetticidi o diserbi fungicidi nella fase, diciamo,
iniziale, quindi post inverno, oppure qualche settimana fa sul discorso pre-fioritura, ecco, sicuramente danno una mano alla pianta a ridurre, a mitigare quelle che sono le problematiche che oggi viviamo quotidianamente. Insomma. Quindi sicuramente si parte dalla pratica agronomica, da una varietà, da scelte giuste di agrofarmaci, ma soprattutto anche da una parte di nutrizione che può andare a completare e a ridurre quello che è, diciamo, il rischio di problematiche di criticità produttiva. Insomma. Bene, grazie mille Giovanni. Restiamo nell'argomento, diciamo, nutrizione e parliamo con Roberto Bonotto di Fomet e parliamo di fertilizzanti, però parliamo anche di sostenibilità, di economia circolare e anche di rispetto alla salute del suolo, che sono tre tematiche importantissime oggi. E, ecco, voi, diciamo, come azienda avete sempre avuto questi tre concetti come, anche un po' come mission, no? della produzione dei vostri fertilizzanti, ecco. Soprattutto in ottica di economia circolare. Cosa ci puoi dire di più? Intanto buongiorno e grazie dell'invito. Ma posso dire che mentre vi ascoltavo, pensavo anche un po' a quello che ha detto Arnaldo, mi è venuto un po' questa immagine, no? La filiera Barilla, lo slogan storico di Barilla, dove c'è Barilla c'è casa. E allora pensavo che il concetto di circolarità, di economia circolare è di casa in fondo. Perché l'azienda nasce così, quindi non è neanche un qualche cosa, un concetto, un'azione a cui noi ci siamo adattati nel tempo perché il mercato lo richiede o la normativa lo richiede. Fomet nasce con la circolarità. E cosa significa? Significa molto concretamente che la famiglia proprietaria, e attualmente noi ancora, sono agricoltori, sono allevatori, come siete voi, tutti o parte di voi, e al tempo, quando prevaleva nella loro attività appunto l'agricoltura di coltivazione campo piuttosto che l'allevamento, a un certo momento no, avanzavano delle cose, avanzavano delle matrici, e da lì, da quello che è un semplice recupero, no, all'interno dell'azienda, è nata, si è accesa la lampadina ed è nata l'idea di fondare un'azienda che recuperasse. Allora, recuperare non vuol dire prendere e buttare dentro, vuol dire cominciare a rielaborare quello che tu recuperi. All'inizio è un concetto abbastanza semplice, se vogliamo anche un po' grossolano, si parla di 50 e oltre anni fa. Adesso chiaramente corriamo avanti e veniamo ai giorni nostri. Il concetto di circolarità vuol dire sì, rimettere in circolo delle matrici, così tecnicamente si definiscono, in maniera tale di poter recuperare, diminuire i consumi e via dicendo, ma dall'altra parte, insomma, tutti voi sapete che nel frattempo, soprattutto nella comunità europea, le normative sono molto stringenti, quindi non è che io piglio e ributto dentro, ma lo devo rielaborare, lo devo sanificare, lo devo stabilizzare. Alla fine, e arrivo poi a quello che interessa a voi, all'azienda agricola deve arrivare un qualche cosa dove tutti gli aspetti della sanità, della conformità di legge, dei contenuti inquinanti, della microbiologia sana e non quella patogena, piuttosto che anche il fatto che ogni anno, pur essendo matrici vive, uso questo termine, siano però standardizzate, non che un anno vi arrivi un prodotto e l'anno dopo è un prodotto che ha caratteristiche molto diverse. Quindi tutto questo che rientra appunto nella circolarità, siamo partiti con i letami e ancora è così, ma poi nel frattempo, insomma, i mercati si sono ampliati, le necessità anche dell'agricoltore sono cambiate. Quindi lavoriamo molti pannelli vegetali e lì forse il concetto di circolarità è ancora più chiaro. Andiamo a recuperare dei pannelli vegetali, delle farine, anche pannelli vegetali particolari tipo il NIM, ricino, che penso più o meno conosciate. Lavoriamo negli ultimi anni molto il caffè,
Il caffè, ci sono varie caratteristiche e varie tipologie di caffè, non in termini varietali, ma si parla della cuticola, del chicco di caffè, si parla del caffè macinato, si parla della polvere di caffè, eccetera, eccetera. Cioè, è un tema molto complesso, ci tengo a spenderci un minuto perché altrimenti sembra che vai a recuperare cose che non valgono niente e ci monti su e guadagni un sacco di soldi. Ecco, non è proprio così. Tra l'altro poi sono tutti processi che, ancora una volta perché la normativa lo richiede e comunque Fomet ha sposato questo percorso, richiedono una tracciabilità. Quindi la tracciabilità non è proprio così semplice perché tutto va compartimentato, insomma ognuno di voi nel suo settore sa cosa significa. E poi ancora ci sono le certificazioni. Se aprite il nostro catalogo, andate nel nostro sito, abbiamo 10 certificazioni di vari ambiti nell'ambito dell'azienda, ma tutto si riconduce a far sì che questo percorso di recupero e rivalorizzazione sia sempre più appunto tracciato e sicuro rispetto a necessità ambientali molto molto importanti e anche insomma sicurezza, se mi permettete la parola, rispetto a quello che voi aziende agricole andate ad utilizzare. Questo poi se si deve parlare anche di prodotti, non so, dimmi tu. Ma sì, se vuoi citare qualche prodotto, un giro solo due. Molto sinteticamente, con Arnaldo noi ormai abbiamo una collaborazione di un po' di anni, insomma ci siamo visti anche gli anni scorsi in campo oppure qui. Diciamo che le nostre sono proposte ovviamente di tipo organico o organo minerale, prevalentemente nella forma pellettata e anche liquida. Diciamo che il prodotto di punta che insomma io maggiormente si lavora con Arnaldo è l'Organ Top, che è un NP, è un 919 e chiaramente un prodotto per il presemina. La novità in parte sulla coda di quest'anno per questioni organizzative, ma soprattutto che si cercherà di lanciare nella prossima stagione presemina, sarà il prodotto Organ Top ma micro pellet, cioè una formulazione che può essere distribuita anche sulle semine primaverili estivi con la localizzazione, che per un pellet è una notizia abbastanza importante, insomma, perché è molto più semplice e più facile, tra virgolette, insomma, sui prodotti granulari o microgranulari. Su questo prodotto ci puntiamo molto, anche perché, e concludo, va un po' a seguire anche le novità meccaniche che ci sono sempre di più, no? La precisione di utilizzo, quindi i concimi a ratio variabile, la localizzazione piuttosto che pieno campo, quello che diceva anche Franceschetti è assolutamente condivisibile, no? Cioè devo sempre cercare di andare vicino alla radice nel momento in cui vado a dare dell'azoto e del fosforo. Non dimentichiamoci, finito, che però l'altro grande tema su cui Fomet lavora e chiaramente insomma si propone e la nostra mission è la fertilità del terreno. E allora non è più soltanto azoto, fosforo, potassio, microelementi, ma è attività microbiologica, è struttura, sono acidi umici, fulvici che vengono integrati nel terreno, quindi la distribuzione a pieno campo di sostanze organiche, secondo poi l'accezione che vi ho raccontato all'inizio, è assolutamente importante. Insomma, non penso di dovervelo spiegare qual è l'importanza di questa cosa, però bisogna ricordarsela perché tante volte sembra un costo o un passaggio in più, perché c'è massa da distribuire, però poi ne va della vitalità del terreno. Grazie Roberto. Allora, il primo giro l'abbiamo finito, adesso intanto vabbè, Arnaldo si era giustamente prenotato per parlare di varietà e quindi adesso poi è il tuo momento, diciamo, ecco, parliamo di varietà, poi vediamo insomma se riusciamo a fare un'ulteriore considerazione, una raccomandazione tecnica per la prossima campagna, magari pensateci che in un minuto vediamo di dare una raccomandazione tecnica. Prego. A livello varietale, da produttori sementi torresani da anni abbiamo scelto di portare avanti un discorso tecnico di genetica nuova, nel senso che studiamo anticipatamente le varietà che sono da riproporsi
negli anni seguenti. Prima di fare questo, la cosa che a noi interessa è vedere la produttività della varietà. Non solo, dopo una volta vista la produttività e qualora siamo soddisfatti, la varietà deve avere dei risultati, cioè deve dare dei risultati dal punto di vista monitorio, e questo ci dà una grossissima mano, per esempio, la Barilla. In questi ultimi anni abbiamo anche attinto e tentiamo di lanciare un'altra filiera dell'orzo, e anche lì andiamo a valutare delle varietà che siano produttive e che abbiano delle caratteristiche monitorie interessanti per l'industria agroalimentare. Prima abbiamo sentito parlare del Fomet New prodotto che è l'Organ Top, sono 3-4 anni che noi lo usiamo come produttori sementi e effettivamente sta dando dei risultati interessanti. Qui abbiamo delle aziende che l'hanno provato, tipo abbiamo un amico che mi sta guardando, Macagno, lo vedete in campo, cioè vedete proprio la differenziazione tra dove è stato fatto e dove non è stato fatto. Io ho fatto delle prove sono valorato sul mais e quindi sono vedibili. Lo stesso dicasi, crediamo molto, per esempio, anche nella vaccinazione liquida. Noi siamo molto attenti alla vaccinazione liquida e effettivamente, come ha detto l'amico Franceschetti di EFMAN, in questi ultimi anni abbiamo aumentato, è stata aumentata la richiesta dal punto di vista aziendale, dell'azienda agricola, di prodotti liquidi. E anche lì vediamo dei risultati interessanti. Dopodiché, a livello varietà, quest'anno abbiamo messo nella scuderia, della produttori sementi bolesani, abbiamo inserito il Sonatine, che sta dando dei risultati eccezionali. L'anno scorso è stato primo in tutte le classifiche a livello nazionale. Adesso purtroppo doveva esserci anche la rappresentante dell'idea, ma ha avuto un inconveniente e ha dovuto lasciarci, quindi si è di cosa. E Sonatine noi io penso assolutamente che abbia dei risultati non tanto indifferenti. Stiamo valutando sempre dell'idea altre 2 varietà sperimentali, in particolar modo un biscottiero, che l'abbiamo visto ieri in aziende, e veramente adesso analizzeremo anche gli aspetti monitori, cosa ci dirà Barilla, ma secondo me è tanta cosa innanzitutto dal punto di vista produttivo. Stiamo inserendo anche varietà nell'altra nostra società, sempre francesi, perché i francesi non è che io abbiamo un pallino per i francesi, però oggi dal punto di vista genetico i francesi sono leader a livello mondo, soprattutto nel grano. E quindi l'altra società che noi lavoriamo molto, mi vanto di lavorarci, è la Florimond Desprez, vedo anche avete svariate sportive della Florimond Desprez, e il PR, che è sempre stato la bandiera, anche quest'anno, la nostra amica Dossi ha un PR per la fine del mondo, veramente bello, ma non solo, abbiamo inserito quest'anno anche, oltre al coglione, che io vi invito, avevo i risultati, ma vi invito il prossimo anno a seminario, che è una varietà molto produttiva, molto interessante, ma soprattutto essendo varietà nuove, i francesi sono più avanti di noi, questo mi spiace anche dirlo, però volenti o nolenti, i francesi, in questo settore grani, secondo me sono avanti rispetto a noi di 30 anni, perché invadono i nostri mercati con prodotti altamente tecnologici e ogni anno abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, dobbiamo capire qual è il prodotto da inserire nei nostri areali. Quindi io sono molto soddisfatto anche del prodotto che mi sta proponendo Florimond Desprez. Qui abbiamo il rappresentante Azzi, che se vuoi dire 2 parole, sapete che sei portato? No, invece no, non è. Sì, perché deve andare. E lui è il rappresentante a livello dell'Italia, della Florimond Desprez. E quindi abbiamo inserito anche un prodotto molto interessante, il grano duro che è Rica Liu, l'abbiamo visto in questi 2 giorni, è una realtà decisamente interessante, l'hai vista anche tu questa mattina, spiega tozza, garanzia di alta produttività, ma non solo, è anche molto sano. Cosa dire? Io
quest'anno, come voi potete vedere, vedete anche, oltre agli amici, come dicevo prima, l'amico Dublino, Paolo Dublini, mi fa molto piacere averlo presente qua in sala, assistito da Crotty, che è il suo assistente personale, ma abbiamo anche un gruppo bancario. Perché questo? Perché in un momento particolare, in un momento storico decisamente difficile, a mio avviso l'azienda agricola deve contare su varie progettualità che Banca Adria sta portando avanti. Per il mondo agricolo, per me, secondo me, è decisamente importante. È importante avere anche questo istituto. Bene, vi riservo ulteriormente. Va bene, allora vediamo se rifacciamo un giro veloce, direi proprio di un minuto, o se hai qualcosa da aggiungere. Franceschetti, hai qualcosa da aggiungere? Ma penso che No, mi sa che ci vuole il microfono perché con la pioggia. E fa bene a grano questa pioggia qui, fa benissimo. soprattutto adesso, in questo periodo, è l'ideale. Sì. C'è la strecca. Cosa possiamo dire? Vi invito a seguire chi è sempre presente in azienda. Non è acceso. Vi invito, adesso forse scusate, vi invito, Arnaldo, purtroppo siamo sempre di più soggetti alle variazioni climatiche. 2 anni fa non pioveva mai, quest'anno piove sempre. Per cui la presenza continua e costante nel bene e nel male di Borenda dà alle aziende agricole una tranquillità, secondo me, perché anche le conciliazioni, chiaro che le conciliazioni di fondo sono necessarie, soprattutto con la sostanza organica, però la variazione poi che abbiamo durante l'annata per la difesa, per la conciliazione o per il prodotto che da utilizzare in funzione dell'andamento climatico, purtroppo varia troppo anno per anno per poter fare un programma a calendario come si faceva qualche anno fa. Un po' perché costa troppo, ma anche e soprattutto perché è meno efficace. Bene, grazie. Andrea Angeli, vuoi aggiungere qualcosa? Un minuto anche per te. Ok, sì, veramente in un minuto. Direi che comunque, visti i presupposti, secondo me la premessa interessante di questo incontro è che, un po' come in certi sport olimpici, qua si gioca per la medaglia d'oro, no? Alcuni nei tuffi, nella ginnastica artistica si decide prima quale esercizio fare per ottenere un certo punteggio. Qua si parte da un esercizio ovviamente più difficile, più sfidante, ma visti i presupposti direi che ogni singolo aspetto che abbiamo trattato oggi è fondamentale. Molto spesso, ma umanamente direi, la difesa è associata anche a un'ottica di costo, no? Perché chiaramente si fa l'investimento iniziale del seme, si investe nella fertilizzazione, poi ogni volta che c'è una problematica, chiaramente per noi è un costo, lo vediamo umanamente come costo, ma direi che con le varietà a disposizione di oggi, con quello che è l'obiettivo finale che si vuole produrre, grazie anche al monitoraggio che sempre più ci consente di capire quando intervenire, direi che ormai è accurato che anche i mezzi di difesa, sicuramente anche quelli biotecnologici, rappresentano veramente tutti gli effetti di investimento. Nelle prove che facciamo pluriennali a livello italiano vediamo sempre che dove c'è la malattia, dove ci sono veramente le condizioni più sfidanti, anche investire un buon fungicida o un buon erbicida rappresenta veramente un investimento che si ripaga nel giro di qualche mese, perché poi si va a fare le analisi di resa, quale iniziativa rispetto al testimone, si vede che si è proprio attaccato qualcosa di più. Grazie, Giovanni. Che dire, mi associo a quanto detto dai colleghi, nel senso che è vero, l'agricoltore molto spesso vede le applicazioni di mezzi tecnici come un costo, quindi qualcosa che io spendo ma butto via dei soldi che non
non riesco a quantificare. Nella realtà partiamo dalla concimazione di fondo che è di base e non la vedo nell'immediato, ma se arricchisco il terreno di sostanza organica, negli anni questo mi ripaga. Lo stesso discorso per le concimazioni foliari e lo stesso si collega poi anche alla difesa, sia fungina ma anche dal punto di vista dei diserbi, per quanto riguarda la difesa insetticida. Quindi sono tutti investimenti che uno dopo l'altro aiutano a portare a casa un risultato. Sicuramente la stagione deve essere positiva o propositiva e non sempre facile, però oggi se si parte così si riesce probabilmente a portare a casa qualcosa. Ecco. Cominciando poi a vedere, ma questo mi costa, quindi tiro indietro, ma questo anziché darne 10 ne do 7, sicuramente quello è un costo e non ho più il beneficio. Ecco. Quindi cercare di partire il meglio possibile nelle condizioni di terreno ottimale e andarci dietro piano piano. Grazie. Roberto Blocco, tu qualcosa da aggiungere? Sì, volevo completare un po' il discorso di prima con quella che noi oggi riteniamo un po' la punta di diamante. Fomete l'anno scorso è arrivata a brevettare il letame del processo di lavorazione Fomete. È un'espressione che può fare un po' sorridere oppure anche porre interrogativi, ma com'è possibile? È stato un lavoro lungo dell'università, adesso non la faccio complicata, però siamo riusciti a creare un brevetto. Vi ricordo che un brevetto ha elementi di unicità e di singolarità che non è facile individuare all'interno di una matrice organica abbastanza generica. È proprio il processo di Fomete che la rende unica e ben individuata. Questo brevetto comporta il fatto di aver identificato 4 famiglie di microrganismi ben specifici per una certa quantità e di quel tipo lì, che sono sempre ottenuti alla fine del processo e che quindi ci sono nei prodotti che ovviamente contengono il nostro letame. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire farlo per la gloria? No, lo facciamo, l'abbiamo fatto perché il percorso comunque deve andare avanti e anche, concludo, dà un senso concreto a quando si dice facciamo qualità. No, bisogna fare qualità. Tutti dicono che bisogna fare qualità, ma come lo stiamo facendo noi? In tanti modi, ma questo è forse il modo più importante di questo momento. Fare qualità significa qualificare, no? Allora, noi abbiamo qualificato il nostro letame con una carta d'identità molto precisa e questo ci differenzia e soprattutto ha poi anche degli effetti agronomici, perché poi insomma, quello è importante, che adesso insomma, con le nostre capacità di divulgazione tecnica e anche pubblicistica cercheremo di diffondere. Quindi l'anno prossimo sono 2 le novità che porteremo avanti, quelle che vi ho detto prima e questo concetto che ho appena espresso. Grazie. Bene, ne parleremo l'anno prossimo. Grazie Roberto. Posso fare Sì, adesso visto che tutti hanno parlato di investimenti, no? Del fatto che rivolgenti giustamente all'imprenditore agricolo, adesso giustamente scrivono come tu. Grazie, parlo da agricoltrice, da imprenditrice agricola. Non si sente il microfono. Sì, allora devo dire sono assolutamente d'accordo su quanto detto finora. Come imprenditori agricoli noi siamo assolutamente tenuti ad investire fin da principio, fino ancora prima della semina e poi via via nelle lavorazioni, negli interventi culturali, per non parlare poi della tecnologia che ormai è richiesta in azienda, per cui l'azienda deve essere strutturata veramente insomma, ad alti livelli e sono assolutamente concorde che solo seguendo un certo tipo di agricoltura e seguendo un certo tipo, chiamiamoli protocolli, la produzione può essere valorizzata sia in termini quantitativo che qualitativo. Devo però fare il mio mestiere, visto che si è parlato di filiere, in cui io credo tantissimo, fra l'altro, perché sono sicura che il nostro prodotto, la destinazione del nostro prodotto sia comunque l'agroindustria.
Però è anche vero che in questa filiera serve il contributo di tutti, serve il contributo di voi che mettete a disposizione la vostra ricerca per far sì che la nostra produzione aumenti in quantità e in qualità, e poi però serve che alla fine il nostro prodotto venga realmente valorizzato, perché ci ritroviamo ormai da troppo tempo in una situazione in cui la buona qualità, l'alta qualità che noi produciamo viene scarsamente valorizzata ed equiparata a qualsiasi tipo di produzione che proviene da ovunque, mettiamola così. E quando ai noi, non per incapacità o per mancanza di volontà o per mancanza di investimenti, ma semplicemente perché la stagione non aiuta, la mancanza di qualità viene estremamente penalizzata. E ovviamente per non parlare poi della mancanza di quantità, che è il colpo di grazia per l'azienda. Per cui in questo volere fare filiera, noi come associazione, c'è anche il mio direttore Chiarelli, per cui siamo certi che noi stiamo cercando di fare la nostra parte e di portare avanti la nostra voce. Però a questo punto ne approfitto, visto che comunque noi acquistiamo i vostri prodotti, per cui la vostra ricerca è funzionale poi ai nostri risultati. Faccio anche un appello affinché, quando è ora di sedersi anche con l'industria agroalimentare, ognuno porti il suo contributo affinché la nostra produzione sia realmente valorizzata.